Streetnews.it, siamo qui con Maurizio Napolitano, promotore di questo evento. Praticamente abbiamo appena firmato il patto d'intesa tra la Proloco e il Comune di Cicciano con Street News, quindi una scelta non a caso di questa giornata testata giornalistica. No, assolutamente non a caso, a parte il legame di amicizie che unisce me, il presidente della Prologo, e Davide Napoletano, e poi ho adesso stasera scoperto che nello staff di Street News ci sono molti ragazzi di Cicciano che conosco e che, ahimè, ho visto anche crescere. E dicevo, non a caso, ci serviva, avevamo bisogno noi della Prologo di uno staff qualificato come quello di Street News per dare maggiore visibilità agli eventi che da anni organizziamo sul nostro territorio. Speriamo che con questa collaborazione possiamo dare ulteriore lustro alla testata Street News che Davide e il redattore, caporedattore Nicola Napolitano hanno messo in piedi, appunto attraverso questa pubblicità, questa promozione dei nostri eventi. Street News veramente possa crescere. Era questo uno degli scopi principali nostri, una rete che possa mettere Cicciano in risalto e possa far crescere sia la nostra associazione che la redazione e dunque il lavoro che Street News sta facendo. Benissimo, quindi li abbiamo visti crescere e adesso facciamo in modo che possano spiccare il volo. Largo ai giovani. No, sicuramente io li ho visti crescere fisicamente, e anzi qualcuno invidia perché Davide è cresciuto anche fin troppo in altezza. Adesso speriamo di veder crescere la loro attività, che possa diventare veramente un'attività imprenditoriale di lustro, perché sono giovani, hanno creato questa opportunità, e poco fa, prima della firma ufficiale del protocollo con Davide e Nicola, proprio di questo si parlava, dare la possibilità a questa loro idea di crescere in un periodo in cui di lavoro a cercarsene, a vedersene in giro è veramente cosa rara. Questa loro idea deve crescere proprio per creare uno sbocco professionale, anzitutto per loro, e così avere una soddisfazione anche dal punto di vista morale, ma poi con le idee di cui abbiamo parlato con i ragazzi che stanno per mettere in cantiere, workshop con ragazzi per avvicinarli al mondo del lavoro o altro, incontri con le scuole, con giornalisti sia del settore sportivo ma del giornalismo in genere. Sono tutte iniziative che Davide e il suo staff stanno mettendo in piedi e che possono in un qualche modo creare opportunità di lavoro, visto la situazione che stiamo attraversando. Benissimo, un saluto a tutti i lettori di Street News. Beh, un saluto sicuramente carissimo da parte mia, di tutta la Prologo, ai lettori di Street News. Soprattutto non solo leggete e guardate Street News, venite a leggere e a guardare le pagine di questa nostra piccola cittadina che è Cicciano. Grazie e a presto. Grazie, ciao.